Amici di Casa Peiretti, vi avevo promesso una grande puntata in questa notte, in questa serata di venerdì 17, ma noi non siamo scaramantici. Oggi mi trovo a Barge in occasione dell'Ottobrata bargese. Vi presento Monica Veglia. Monica Veglia è assessore al Comune di Barge. Grazie Monica innanzitutto. Grazie a te Enrico della vostra presenza. Alle nostre spalle cosa c'è? Cosa sta per iniziare? Sta per iniziare il Feed Walking, organizzato dalla Proloco di Barge e a favore dell'Istituto Comprensivo di Barge. Infatti, come vedi, ci sono i ragazzi, a partire dai bambini della scuola dell'infanzia fino ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Barge, accompagnati dai loro genitori, dai nonni, insomma, conoscenti. Tutti quanti partecipano a questa iniziativa che comunque andrà a favore della scuola. Bella l'idea di legare una bella passeggiata, la giornata è fantastica per uno scopo importante per Barge. Sì, esatto, perché la causa è sicuramente importante, ma così si unisce anche l'utile al dilettevole. È piacevole passeggiare per Barge, vedere qual è l'introduzione, diciamo così, della nostra Ottobrata, e al tempo stesso si fa anche sport, quindi si educa anche al movimento. E allora, amici a casa, non ci resta che aspettare la partenza. Beppe con le telecamere proprio in mezzo a loro, in mezzo, Mi sei tornato ad ogni passo, qui davanti agli occhi, in fondo a questi occhi, sempre di più, ancora tu, sempre di più. Ho camminato tanto, tanto ho camminato fino a sera, e calpestavo ad ogni passo un giorno, un'ora della nostra primavera, e la sua immagine sui muri delle case come il glicine fioriva, ed è per questo che io torno da te più innamorato di te. E la sua immagine sui muri delle case come il glicine fioriva, ed è per questo che io torno da te più innamorato di te. Tutta la notte non ho dormito, piangendo. Monica, lasciamo per qualche minuto il centro di Barge e ci siamo trasferiti in una località per me nuova di Barge. Dove siamo di preciso? Siamo all'ex officina ferroviaria. Questo è un luogo che è stato riqualificato nel 2017 ed è diventato un luogo per eventi culturali, spettacoli, mostre, e soprattutto in questo periodo ospita una mostra particolare, la mostra in onore del treno, perché qua a Barge nel 1885, il 6 settembre, è stata inaugurata la tratta Bricherasio-Barge, una linea di circa 11 km e mezzo che veniva utilizzata all'inizio soprattutto per il trasporto della quarzite e poi successivamente anche per il trasporto passeggeri, una linea che è stata molto importante per Barge, ed è per questo che abbiamo scelto di fare questa mostra in un anniversario così importante. Una mostra che si articola in tre momenti particolari: l'inizio, quindi l'arrivo del treno a Barge, con tutta una serie di festeggiamenti durati ben 2 giorni. Questa mostra è una mostra fotografica e documentaria. È interessante secondo me vedere con attenzione e leggere anche le locandine, perché appunto qua si parla di 2 momenti particolari, 2 giornate dove i festeggiamenti sono stati intensi per il nostro paese, la nostra città. E poi un secondo momento della mostra è quello della modernizzazione della ferrovia,
pertanto viene elettrificata. In un momento successivo invece, come possiamo vedere in un altro pannello, il momento della dismissione e quindi così il termine di questo importante momento per Barge. Quindi qui dentro viviamo la nascita e la morte del treno a Barge. Esatto, infatti come si può vedere da questi documenti, da queste testate giornalistiche, c'è anche la protesta dei cittadini bargesi perché il treno veniva appunto soppresso a favore dei bus che invece acquistavano sempre più. Leggo proprio lì, il treno non si tocca, guarda, il treno non si tocca, però queste proteste sono state vane. Esatto, alla fine si è arrivato alla conclusione di questa ferrovia, della tratta ferroviaria, ma questo edificio è rinato. Infatti, appunto come ho detto, poi le amministrazioni negli anni passati hanno deciso di rinnovare questo luogo, di riqualificarlo e di portarlo poi a un edificio che possa ospitare delle mostre e degli eventi culturali. Ai nostri piedi si respira davvero la storia di ciò che abbiamo appena raccontato, ci sono ancora dei pezzi originali dell'epoca. Esatto, noi possiamo ringraziare tanto per questa mostra anche i prestatori, che sono sia coloro che ci hanno dato dei pezzi originali che derivano proprio dalla ferrovia di allora, sia i documenti, le fotografie che poi sono state utilizzate per la realizzazione dei pannelli. Non solo la mostra del treno, abbiamo detto che tra queste mura durante l'anno organizzato delle cose molto belle e abbiamo proprio qui davanti a noi un riassunto. Sì, esatto, qui ci sono alcune fotografie che testimoniano proprio eventi che negli ultimi anni sono stati presentati qui nell'ex officine. Si parte dalle mostre agli eventi musicali e insomma ancora tanto altro che in programma. Poi questa mostra durerà comunque fino al 18 ottobre e quando ci sarà il finissage avremo sicuramente un momento importante anche musicale. Esattamente, tanto tempo fa era così. Esatto, tutti gli anni in cui non è stata utilizzata l'ex ferrovia naturalmente ha perso di qualità e quindi ha subito un forte degrado. Per fortuna siamo riusciti a recuperare nel migliore dei modi, ma abbiamo ancora tante idee per il futuro e soprattutto per una riqualificazione anche esterna, considerando anche la parte del verde. Adesso non parliamo più di treni perché ci aspetta la famiglia Luciano, giusto? E parleremo di auto storiche perché hanno aperto il loro parco macchine. Sì. Ma prima di andare via, io sono rimasto un po' colpito perché da quando siamo entrati tu guardi tante cose belle, ma tu in particolare mi guardi una fotografia. Che è quella fotografia lassù, perché? Allora, innanzitutto qua ci sono una serie di personaggi così che hanno abitato a Barge, quindi tanti ricordi, ma quella in particolare è il fratello, il signore che vedete al finestrino, è il fratello della mia nonna materna e sua figlia, che è in mezzo ai due genitori, aveva ricevuto il premio Bontà tanti anni fa ed era stata invitata a ritirarlo a Roma e quindi era stato offerto, diciamo così, il viaggio ai genitori e ad Adriana per ritirare questo premio a Roma, quindi il treno è servito anche per questo scopo. Hai capito perché guardavi su Monica? Ho capito perché adesso andiamo a respirare la storia dell'automobilismo. Luciano, io mi trovo nel mio paese dei balocchi perché sono appassionato anch'io e devo innanzitutto farti i complimenti perché qua respiriamo la storia dell'automobilismo, ma quest'idea quanto tempo fa è partita e perché? Buongiorno a tutti, questo è chiaramente un progetto di famiglia che nasce appunto a metà anni 80 col nonno che acquista chiaramente per un aspetto legato al ricordo una balilla, che è la vettura che abbiamo qui alle spalle. La balilla che è molto nota perché era la vettura che era in servizio al vescovo di Saluzzo, Monsignor Lanzo, per cui una vettura molto conosciuta che appunto nella sua attività pastorale dal metà anni 30 fino addirittura anni 60. Andiamola a vedere da vicino perché altrimenti i nostri amici a casa ti dicono sì, va bene signor Luciano, ma vogliamo vedere le sue meraviglie. Ogni vettura in collezione ha all'interno degli oggetti
che ricordano un po' la storia del veicolo stesso, per cui nella vettura che era di Lanzo abbiamo inserito il cappello appunto vescovile. Il piccolo aneddoto sulla balilla è appunto il fatto che quando l'abbiamo acquistata, nel pulirla è venuto fuori addirittura una copia dell'Osservatorio Romano ancora stampigliata a Monsignor Lanzo, per cui è rimasta lì intatta dagli anni 60, quando la vettura fu ceduta, fino addirittura agli anni 80. Per 20 anni dimenticata sotto un sedile. Cosa interessante. Diciamo che poi con la balilla ci fu l'occasione di approfondire comprendere che Fiat non ha fatto solo appunto vetture di uso più ampio come poteva essere la balilla, ma siamo appunto arrivati a acquistare poi delle vetture più prestigiose come la Fiat 520, che fu nella storia della Fiat una vettura miliare, la 521 che abbiamo a fianco, che invece è una vettura carrozzata Garavini, per una vettura dedicata a una clientela più esclusiva, anche più con il desiderio di eleganza, di distinguersi sul mercato. E poco alla volta ad oggi contiamo 28 pezzi. 28 vetture, ma una domanda: qual è la vettura che sei più affezionato? Dovessi sceglierne una tra tutte queste qua che abbiamo esposto. Poi chiaramente poi c'è il legame con la vettura, si crea anche con gli eventi a cui la vettura partecipa. In termini familiari, se posso dire, forse la 520, che è una vettura che è molto affidabile, abbiamo molti ricordi a bordo, per cui è una vettura che ancora oggi occupa parte delle nostre affezioni. Mi viene una domanda, ti chiedo scusa, ma perché? È una sfinge? Cos'è? Aiutaci. Questa è una mascotte che è la collezione della collezione, nel senso che chiaramente le mascotte sono di oggetti decorativi di cui il proprietario faceva omaggio alla vettura stessa. La mascotte viene scelta appunto in funzione di eventi o di circostanze particolari. Siccome questa è una vettura coloniale, mi sono immaginato un utilizzo magari in Nord Africa piuttosto che... E allora l'idea appunto di inserire appunto una piccola sfinge con, tra l'altro, decorata in avorio. Questo è un oggetto molto, molto raro. Poi in effetti la storia della vettura è diversa perché l'abbiamo appena acquistata in Argentina. All'interno vedo cosa c'è, uno strumento, una latta, aiuto. Ah, una cappelliera. Cappelliera, c'è anche un cappello coloniale, per l'appunto un caso coloniale. Ogni vettura ha i suoi piccoli oggetti. Beh, complimenti. Un oggetto che, come dire, nel nostro immaginario copre un ruolo importante è la balilla Coppa d'Oro. La Coppa d'Oro appunto è una vettura che nell'immaginario dei collezionisti occupa un ruolo importante e che è appunto la vettura realizzata da casa Fiat negli anni 30 per rispondere a quel tipo di clientela sportiva che voleva ancora correre con un marchio così prestigioso come Fiat. Il Fiat oggi abbiamo una percezione forse un po' diversa, un po' particolare del marchio Fiat. Allora è un marchio di assoluto prestigio che aveva le sue radici nella sportività ma anche nella affidabilità, nella compostezza. Quindi diciamo che è una macchina che ai tempi toccava una velocità di? No, diciamo che arrivare a 120 all'ora era già ambizioso. Tenete conto le condizioni delle strade di allora, per cui le infrastrutture erano quelle che erano, per cui si correva su strade a ghiaia, strade bianche, e questa è la ragione per cui tutte le vetture anteguerra hanno i parafanghi così ampi, perché dovevano fare in modo di evitare che nel suo circuitare la ruota lanciasse il pietrischeletro sui passeggeri, per l'appunto. Che meraviglia d'auto! Non chiedo quanto possa attualmente valere, non si può, è inelegante, però complimenti a prescindere. Un dettaglio importante della balilla è il fatto che con gli anni siamo riusciti ad acquistare dagli eredi dei documenti riguardanti appunto la vettura e la sua partecipazione alla 1000 miglia del 38. E questo è abbastanza singolare, riuscire a possedere il veicolo ma anche la documentazione. Poi in questa vetrina devo dire ci sono alcune cose interessanti. La ragione per cui la balilla si chiama Coppa d'Oro è perché vinse a suo tempo la Coppa d'Oro del Littorio, per cui una pozione dedicata alla Coppa d'Oro del Littorio, e non ultimo quella che per noi in provincia di Cuneo è l'unica grande gara che si corse allora, che è la Cuneo Colla della Maddalena, tanto ricorrono i 100 anni quest'anno. E tramite intermediari abbiamo acquistato in maniera piuttosto fortunosa il ritratto di Nuvolari, firmato da Nuvolari, dedicato all'avvocato Olivero, che era presidente del RACI di Cuneo. L'avvocato Olivero ricevette in un dono da Nuvolari anche sugli occhiali, per cui abbiamo l'occhiale Nuvolari con la foto di Nuvolari autografa.
Beh, io qua vorrei fare non una puntata di Casa Peretti, noi vorrei fare 10, perché ogni macchina ha la sua storia, il suo passato, il suo vissuto, la sua caratteristica. Non potete perdervi una mostra così. Qua respiriamo la storia dell'automobilismo, la storia dell'Italia. Complimenti per la vostra passione, perché è immensa. Amici, cambiamo cavalli. Passiamo dai cavalli dei motori di queste auto d'epoca bellissimi a dei cavalli veri e propri. Seguitemi. E quindi lasciamo i cavalli delle automobili per incontrare cavalli veri, e ne parliamo con Maurizio Beltramo, vice sindaco di Barge, un'altra attrazione bella in questi giorni. Sì, grazie mille. Per fortuna siamo riusciti per il secondo anno consecutivo a radunare gli amici del Paso Ranch che con maestria, con tutte le loro capacità sono qua di nuovo nel Parco Signoretti. Quest'anno abbiamo ampliato leggermente l'area dove loro possono fare tutte le loro esibizioni, e tra l'altro quest'anno abbiamo ampliato anche la fattoria didattica. Siamo poi nella piazzetta della Madonna, dove ci sono sia bovini, ovi caprini, anche lì cavalli, e abbiamo i falconieri e animali da cortile in genere. E quindi riusciamo a dare una bella valorizzazione. Crediamo come amministrazione sia importante valorizzare tutti gli aspetti della zootecnia e dell'agricoltura che sono sul territorio, e quindi è un po' un nostro compito, un nostro modus operandi. Pamela, raccontami un po' di questa passione, di questo lavoro. Io vado a cavallo da quando sono piccolina, è un lavoro, una passione, forse più una passione di un lavoro, ci metto proprio tutto il cuore. E adesso siamo venuti giù oggi con i miei ragazzi, insegno passeggiate, lezioni. Oggi siamo venuti giù con un po' di cavalli in esposizione, facciamo un po' di gincana, che è l'attività che facciamo noi, la gincana western. Gincana Western, no, voglio capire cos'è. Allora facciamola vedere subito ai nostri amici a casa, la Gincana Western. È un percorso a tempo dove andiamo a effettuare l'apertura e la chiusura di un cancello, piuttosto che dei passi laterali su delle barriere, girare attorno dei bidoni, dei paletti, salire su un ponte, spostare. Bello, bellissimo come l'hai spiegato. Bellissimo. Ma voglio vederlo. Ci sarà un volontario. Sì, Annalisa. Vai Annalisa, fai il cancello. L'età migliore per fare il battesimo della sella qual è? Noi partiamo da bimbi piccolini, 2-3 anni, possiamo già farle fino a salire. Sono emozionati, c'è le telecamere, non è che tutti i giorni vengono ripresi dalle telecamere, ragazzi, cioè, io capisco, io mi ricordo la mia prima volta, ero molto più emozionato che quel cavallo adesso, non stavo in piedi. E noi lasciamo queste meraviglie a quattro zampe per tornare al centro della città di Barge. Grazie ragazzi, grazie all'amministrazione comunale e grazie a Pamela. Però torniamo a Barge, sì, ma dopo la pubblicità. Amici di Casa Peretti, oggi mi trovo a Luserna San Giovanni. Per la mia pausa pranzo scelgo sempre il self-service al solito posto e oggi vi faccio conoscere il titolare, Matteo! Ciao Enrico, benvenuto nel mio locale. Qui da noi puoi trovare un'ampia scelta di primi e secondi. Oppure farti trasportare dalla nostra vastissima selezione di antipasti.
Ed eccoci nella nostra cucina, il cuore pulsante del nostro ristorante, dove ogni ingrediente viene prima selezionato e poi preparato sul momento. Fatti tentare da uno dei nostri dolci. Abbiamo anche le posate, eh? Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 anche per l'asporto. Venite a farvi coccolare dal nostro staff. E tutti i venerdì fritto misto di pesce. Tinteggiare casa non è mai stato così semplice grazie ai tecnici del colore. Scegliere i tecnici del colore vuol dire essere accompagnati in ogni vostra scelta con professionalità ed esperienza. Rivenditori specializzati di una ditta leader nel settore, la San Marco. Nastri tecnici in colla di riso per ogni esigenza. Strumenti per realizzare al campione tutti i tipi di colore. Non vivere in bianco e nero, scegli i tecnici del colore. Hai mai sentito parlare di acqua filtrata? Scegli il tuo sistema Groe. Groe Blu è il rubinetto da cucina che eroga acqua corrente miscelata e acqua filtrata pura, buona, fresca, naturale e anche frizzante. Scegli di bere l'acqua che preferisci. Niente più plastica, niente più fatica e aiutiamo l'ambiente. Questo può essere tuo a meno di 3 euro al giorno. No, Simo, l'acqua la bevo io, è buona, è fresca ed è Groe, è mia. No, come? Nello spot fermiamo pure l'acqua, la devo bere io. Gli stock e le Griff Crocetta Più tornano ad Ovada. Le novità autunnali della moda, selezionate direttamente dal prestigioso mercato della Crocetta di Torino per una giornata di shopping imperdibile. Mercato straordinario Crocetta Più, domenica 19 ottobre, Ovada, piazza 20 settembre. Veniamo a prenderla alle 10 sotto casa. Sì, l'assistente sarà da lei alle 20. L'operatrice sarà con lei per tutta la notte. Società cooperativa L'Ancora vuol dire assistenza alla persona, sostegno ospedaliero e domiciliare, badanti a ore, personale qualificato a vostra disposizione. Insieme ai nostri professionisti siamo pronti ad aiutarvi in tutte le vostre esigenze. Ci trovate a Pinerolo, davanti all'ospedale Agnelli. Se avete bisogno, noi ci siamo. Alpistam, progettazione, costruzione stampi e stampaggio lamiera a Campiglione Fenile. Nata nel 1985 in un garage di Bibbiana, oggi abbiamo oltre 60 clienti in tutta Europa, Brasile e Turchia. Visita il nostro sito www.alpistam.it. Fava Emiliano, stradale Pinerolo 101, Bricherasio. Servito allo stesso prezzo del self. Pulizia e sanificazione all'ozono. Fornitura legno e pellet in sede, servizio consegna acqua a domicilio. Riscopri il piacere di essere servito. Alex Blanco, la musica perfetta per il vostro matrimonio, compleanno, anniversario, ma non solo. Con la musica a 360 gradi di Alessia e Luciano dai un tocco diverso al tuo evento. Per informazioni e preventivi 338 891 8583. Si sta davvero bene a Barge. Seduti qua, al sole, cavalli, divertimento, cose belle da vedere, cose belle da esplorare. Sì, ma prima della pubblicità vi ho detto che saremmo tornati in centro. E mo torniamo in centro.
iniziamo questo secondo tempo con il primo cittadino di Barge, il sindaco Ivo Beccaria. Siete partiti alla grande, alla grandissima per questa ottobrata. Sì, grazie, direi che siamo partiti bene, 56esima edizione, tra l'altro la prima edizione regionale, questo grazie anche alla Castagna d'Eco riconosciuta nel 2023 e tantissimi altri espositori che abbiamo sul nostro territorio. Devo dire un grazie alla Regione Piemonte, al Presidente Alberto Cirio per l'interessamento, al Vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia per il grosso supporto che danno alle manifestazioni della nostra comunità, non solo ottobrata ma anche diciamo carnevale importante per il nostro territorio. E infine, se oggi concludo dicendo siamo qua con la prima edizione regionale, è perché dobbiamo un grosso grazie intanto a Proloco che ha fatto tutte le domande e sono state accettate, 2 ai nostri commercianti che sono sempre sul pezzo e sono vicini all'amministrazione e fanno la differenza perché sono aperti anche la domenica, questo sicuramente molto importante, e tra l'altro siamo manifestazione regionale anche dal fatto che ci sono moltissime esposizioni, non solo con prodotti agricoli ma anche industriali, e questo ha fatto la differenza nel diventare manifestazione regionale. Per cui un grazie di cuore a tutti quanti gli espositori. Ovviamente un grazie di cuore ancora alla Proloco, ai miei assessori, alla giunta comunale, ai consiglieri, perché tutti insieme abbiamo fatto sinergia. Abbiamo fatto un grande lavoro e cerchiamo di fare del nostro meglio per la bellissima città di Barge. Grazie a voi per la vostra partecipazione. Il sindaco sei sempre bravissimo nelle interviste, hai parlato di espositori e di castagne. Adesso andiamo a conoscere questa castagna così particolare e così importante per Barge. Ed eccola qui, la Castagna d'Eco, è enorme, ma ne parliamo con l'assessore. Maurizio, me ne parli tu di questa castagna? Sì, io faccio una piccola introduzione. Sì, questa qui è la Castagna di Barge. Noi abbiamo come nostro cavallo di battaglia dell'ottobrata la Castagna d'Eco, che abbiamo coinvolto in questi anni, abbiamo coinvolto le aziende del territorio per creare questo marchio di origine controllata comunale. Di origine controllata comunale, d'Eco? Sì. Ecco, abbiamo creato questo marchio qui dove è diffuso, ci sono più prodotti, ma la castagna è il cavallo di battaglia. E vi passerei la parola a Silvio Ribotta, che lui è l'azienda agricola, produttore di castagne, e un po' lui l'animatore di tutti i produttori di castagne, lui che porta avanti, è lui che allestisce con altri produttori tutto il giardino delle castagne e i banchi delle castagne. Silvio, diamo un po' di caratteristiche ai nostri amici a casa di questa castagna. Come va cotta e come va mangiata? Raccontaci qualcosa della castagna. Questa è la castagna in innesto che è più di 20 anni che è nella zona, e questa è la castagna autoctona del comune. Una è grande e l'altra è piccola? Questa sarebbe una castagna selvatica, come si può dire, con un nome, e questa invece è un innesto tra un selvatico e un'altra castagna. Qual è la migliore per fare i mundai? I mundai è la cita? La calda rosta con quella piccola, questa bollita o al forno, va benissimo. Assessore, preferisci la castagna bollita o la castagna arrosto? Se devo dire la verità, tutte e due, sono buone tutte e due, per cui vi invito, venite a Barge, comprate le nostre castagne e godetevi l'ottobrata. Grazie. Prima di andare a fare una carrellata su tutti gli stand sulle attività commerciali, sindaco, vista l'ora, mi è venuta voglia proprio, ci sono cose che nella vita non posso rinunciare, certe posso dirle, certe no, questa sì, il caffè. Il caffè, se lo offri tu, va bene, siamo davanti alla pasticceria storica del nostro territorio, poi io voglio bene a tutti i baristi e tutti i commercianti del territorio, ma se siamo qua e offri il caffè, perché no? Offro io? Facciamo una cosa, pari o dispari, pari o dispari, chi perde paga, bim bum bam, pronto, bim bum bam, dispari, però non abbiamo detto, vabbè offro io, andiamo. Allora Ivo, innanzitutto grazie per aver invitato anche le telecamere di Rete 7 in questo vostro evento bellissimo. Senti, ma prima di berci il caffè, parliamo anche un po' di musica, ma la tua canzone preferita, una delle tante? Ma guarda, io spero che domani faccia bello, per cui Azzurro di Celentano mi va benissimo.
Allora, Azzurro di Celentano. Nel mentre andiamo a vedere un po' degli espositori qui a Barge. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere risorse. In questa edizione dell'Ottobrata 2025 si è voluto dare anche spazio, uno spazio importante a due caratteristiche di Barge, il vino e la pietra, e ne parliamo con Mauro. Mauro, buonasera. Buonasera a tutti, io rappresento la DOC del Pinerolese. Questa si estende dai comuni di Cumiana, Prarostino, per le colline pinerolesi, arrivare alle vigne eroiche di Pomaretto, per scendere diciamo a Briccherasio, Campiglione Fenile e poi arrivare nella provincia di Cuneo. Abbiamo Bagnolo e Barge, quindi è una DOC del Pinerolese caratterizzata dall'estendersi su due province, sia quella di Torino che quella di Cuneo. Ecco, ed è un progetto nuovo questo della DOC Pinerolese. Ma diciamo la DOC Pinerolese nasce addirittura nel 1996, quindi ci avviciniamo a festeggiare il prossimo anno i 30 anni. Non è più nuovo. Non è più nuovo, quindi diciamo che adesso abbiamo un 16 aziende associate con parecchi giovani, e quindi c'è un po' questa rinascita. La news più importante: le nostre 8 DOC pinerolesi
dei rossi, nel 2023 è stato riconosciuto il pinerolese nebbiolo e finalmente nel 2024 abbiamo il pinerolese malvasia e il pinerolese bianvert, sono i primi 2 bianchi ad essere riconosciuti, oltre poi avere il pinerolese rosato. Parliamo anche di vendemmia. Com'è stata la vendemmia del 26? Ma diciamo 2026 è stata una buona annata, a parte diciamo a maggio che su alcuni territori della nostra DOC abbiamo avuto delle grandinate precoci, addirittura già a maggio, quindi a parte queste grandinate l'annata è una buona annata perché abbiamo avuto un andamento climatico che ci ha permesso una buona maturazione, quindi penso che sicuramente l'annata 2026 sarà una buona annata. E saltiamo dal vino alla pietra. Abbiamo visto delle sculture bellissime. Com'è cambiata la pietra nel corso degli anni per Barge? Ma la pietra, come proprio vedete, Barge è un po' il paese della pietra, in quanto proprio tutti questi pavimenti cui calpestiamo adesso nel centro storico davanti alla chiesa è tutta pietra di Luserna. Diciamo negli anni si è cambiata un po' i tipi di lavorazione, cioè sicuramente è cambiata la tecnologia e quindi si fa molto più uso delle macchine. Sicuramente è una pietra che storicamente noi vediamo a Torino il simbolo con la mole antonelliana dove è coperta dalle lose in pietra, quindi è il segno della durata. Sicuramente è un materiale che vediamo in marciapiedi che abbiamo a Barge, a Saluzzo, a Pinerolo, a Torino, a Cuneo, sono centinaia d'anni che sono lì, quindi sicuramente è un materiale quando uno lo mette come i balconi li dimentica. Ma un'ultima domanda che secondo me a casa si stanno chiedendo. Parliamo di una pietra che comunque arriva da Barge, ma si chiama pietra di Luserna. Perché non si chiama pietra di Barge? Allora, teniamo conto che l'origine degli scalpellini arrivano dal Monte Bracco e quindi diciamo dalla zona proprio della lavorazione. Nei tempi c'era una lavorazione dell'Ogneis di Monte Bracco che adesso sono cave che sono ferme. Sicuramente le cave che noi coltiviamo, che lavoriamo, sono sul comune di Bagnolo. Pietra di Luserna perché nell'antichità, quando è stata aperta la stazione di Luserna San Giovanni, tutta la pietra di Luserna arrivando con la ferrovia, arrivando a Torino, si è incominciato a dire non tecnicamente pietra di Luserna come Gneis lamellare, il suo termine scientifico, ma pietra di Luserna perché arrivava da Luserna. Poi proprio diciamo dove ci sono le cave c'è anche questo torrente Luserna, quindi il nome commerciale ormai in tutto il mondo è pietra di Luserna e non si riconosce come Gneis lamellare che invece è la sua forma tecnica. Amici a casa, avete scoperto perché si chiama pietra di Luserna, anche se con Luserna era solo la stazione. L'ho scoperto anch'io che sono di Luserna. Io la ringrazio per il suo tempo, grazie mille. E prima di chiudere questa puntata però vi portiamo a vedere una zona particolare qui di Barge in occasione dell'Ottobrata dove ci sono 100 camper. Andiamo. E allora eccoci qua in mezzo a questa fantastica area camper con la signora che si chiama? Maria Teresa. Da dove? Da Centallo. Da Centallo qui col camper? Sì. Per l'Ottobrata? Sì. Che bella idea. E devo dire che è stato anche messo a disposizione un posto molto bello per chi vuole passare questi 2 giorni qui col camper. Cosa ne dice? Sì, siamo trovati molto bene. È stato bello, una bella festa. Allora signori, anzitutto faccio personalmente i complimenti a tutta l'amministrazione comunale, alla Proloco, a tutta Barge perché abbiamo visto delle immagini stupende in questa puntata di Casa Peiretti, ma lei mi aiuti a chiudere la puntata. Guardi, ha mai condotto una trasmissione? No. È il momento. Non è facile, guardi. Io le dico esattamente cosa deve dire, ok? Pronti? Mi guardi in camera, tanto abbiamo anche l'altra valletta, salve, come si chiama? Maria Paola. Maria Paola e Maria Teresa. Vi siete Maria Paola, Maria Teresa, ma siete sorelle? No, non siamo niente. Lei è di Torino, io sono di Cuneo. E allora, vabbè, chiudiamola insieme lo stesso la puntata, deve dire in camera cosa le dico io. Pronta? Signore e signori. Signori, la puntata di stasera finisce qui. Se volete rivederla, canale 83 alle 21:30. Nel frattempo facciamo la chiusura definitiva con lei, quindi abbiamo detto canale 83 alle 21:30. Vi auguriamo a tutti. Buon sabato, buona domenica e buon proseguimento. Brava, buon proseguimento ci sta sempre. Grazie, aspetta che mi metto in mezzo a voi. Un saluto. Ci vediamo lunedì.
strano. E non buttarti giù se ti è finito un amore. Sarà soltanto un colpo in più, un altro esercizio del cuore, una ragione di più per ritornare a cercare qualcuno che è la vera metà di noi, che da qualche parte c'è. Siamo tutti quanti in cerca d'amore, lupi solitari con un grande cuore, aggrappati ad ali di illusioni, in cerca di emozioni, prigionieri liberi. E non pensarci su, c'è tempo per ricordare. La vita non si ferma qui e poi il cuore sai cucire. E un'altra storia sarà senza saper se domani la rivedrai. Storie vere di tutti noi che non finiscono mai. Siamo tutti quanti in cerca d'amore, lupi solitari con un grande cuore, aggrappati ad ali di illusioni, in cerca di emozioni, prigionieri liberi, dei cuccioli che giocano e si feriscono. Siamo noi che tante volte sbagliano, ma intanto crescono. No, siamo tutti quanti in cerca d'amore, lupi solitari con un grande cuore, aggrappati ad ali di illusioni, in cerca di emozioni, prigionieri liberi. Siamo tutti in cerca di un posto al sole, uomini solitari ma con tanto amore, aggrappati ad ali di illusioni, in cerca di emozioni, prigionieri liberi. Sei sparita all'improvviso senza un dove, non perché. In quel mattino maledetto dimmi dove sei. Ma consolato ti hanno visto, o forse no, non eri tu. Nessun telefono ha suonato, non esisti più. Ma perché? Perché? Tu perché? Puoi dirmi perché? Sono impazzito per trovarti, ho perquisito terra e cielo. In quale storia sei finita? Dimmi dove sei. Io scherzo e rido con la gente, dopo piango di nascosto. Van salvate le apparenze, non è facile. Ma perché?
lasciarlo così. Che cosa posso fare adesso per riprenderti? Credevo di essere il più forte, invece mi son fatto male. Ho il cuore, le valigie pronte, dimmi dove sei. Ma perché? Perché? Tu perché? Non sei più qui. Perché? Dove sei? Chi ti fa le facce buffe? Chi ti toglie dai guai? Stai lavando un pavimento, sei regina di un re. Son domande sceme di chi muore senza te. Nasce un giorno nuovo e non ti trovo. Ma dove sei? Chi che chiama, chi interrompe i miei pensieri? Chi è? È un'interferenza, è uno sbaglio, parla chi sei. C'è un respiro appeso al filo del telefono. Se sei tu